Let's get it. Let's get it. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. Down. Let's get it. It's like that. Amiche e amici di Beppi TV, una buonasera, ben ritrovati a D-Time che oggi va in onda in esclusiva alle ore 7 per lasciare anche spazio a tutti gli appassionati del calcio delle categorie maggiori per seguire la Supercoppa che andrà in onda alle 8. E oggi appunto appuntamento un po' diverso perché iniziamo prima, parliamo di un altro girone, sapete che D-Time è il programma che approfondisce e analizza il campionato di Serie D, solitamente con un focus sul girone B. Oggi il nostro focus si sposta sul girone C e lo facciamo con dei protagonisti. Girone D, perdono, scusate chiaramente, il girone D. Lo facciamo con dei protagonisti di questo girone, a partire da Vito Cera di S del Fanfulla. Una buonasera Vito. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera anche a Cristiano Protti di S del Forlì, una buonasera. Buonasera a tutti, buona serata a tutti. E abbiamo poi come sempre i compagni di squadra che mi aiutano a portare avanti questo programma egregiamente. Manuel Pascali, che oggi ciao, buonasera a tutti. In clima Supercoppa. Buonasera Manuel. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. E Giovanni Capobianco, agente FIFA, con cui non ci siamo visti settimana scorsa, ma che oggi torna titolare. Ciao Giovanni. Tu sai che in periodo di calciomercato non è semplicissimo. Arriviamo al 1° di febbraio e siamo tutti un po' più liberi. Ma sai che dopo la tua prima opinione tagliente ti perdoneremo già tutto. E allora... direi di iniziare questo focus sul girone D
andando a guardare i risultati di quest'ultima giornata, perché abbiamo qui dei protagonisti chiaramente. Partiamo appunto dal fanfulla di Vito Cera, che perde 0-2 in casa contro il Carpi, terza sconfitta nelle ultime 4, sicuramente non il miglior momento per la squadra del direttore. Adesso ne parliamo. Lentigione vince 3-1 in casa con la Victor San Marino e continua la striscia positiva. San Giuliano e Sant'Angelo pareggiano invece 2 partite difficili. Il San Giuliano pareggia dallo svantaggio iniziale, il Sant'Angelo invece trova l'1-0 al 70°, poi viene però recuperato. Vito, volevo chiederti, il fanfulla aveva iniziato il campionato con un'ottima marcia, poi piano piano avete iniziato a zoppicare, lo saprai meglio di me, ti faccio vedere anche una grafica che abbiamo preparato e che ci aiuta a riassumere questo momento vostro, il vostro andamento stagionale un po' più in generale. 9 partite che vi hanno portato 17 punti a inizio campionato, le successive 11 solamente 8. Allora, come ti spieghi insomma questo momento di difficoltà? È chiaro che voi volete uscire da questo momento, ma cos'è successo secondo te, Vito? Allora, è vero, questa grafica che mi fai notare è una grafica che ho ben in mente, ben in testa più che altro. Beh, anche comunque all'inizio avevamo affrontato subito 4 partite nel girone di andata difficili, le stesse 4 che affronteremo adesso, 3 ne abbiamo già affrontato, avevamo vinto a Carpi. Sicuramente in questo momento stiamo pagando ormai da tempo, anche quando le cose andavano bene, lo dicevo sempre, purtroppo abbiamo una rosa molto limitata, oltre che essere giovanissima. Purtroppo ci alleniamo in campi al limite, oltre che essere brutti sono anche pericolosi. Infatti settimana scorsa si sono fatti male Libertazzi e Cocu, che sono scivolati. Le strutture dove ci alleniamo sono pessime e questo va a condizionare comunque l'allenamento, l'intensità, anche se devo essere sincero, sono contentissimo di quello che fino ad oggi hanno fatto i ragazzi e il mister, perché stiamo facendo qualcosa di strepitoso in un girone difficile, dove comunque sono convinto che alla fine il nostro obiettivo, che era la salvezza, sarà dura fino alla fine, ma alla fine sono convinto che ce la faremo. Però è un momento difficile questo. Domenica andremo a Ravenna. La cosa positiva da una parte ma negativa dall'altra è che abbiamo gli scontri diretti tutti e 5 in casa, perché comunque giochiamo con tutte le 5 dietro, giocheremo in casa, anche se in casa fino ad oggi abbiamo fatto dei risultati pessimi, però devo dire che siamo compatti, il gruppo è fantastico, ragazzi meravigliosi e il mister sta lavorando veramente bene. Perché E poi per diciamolo, almeno per come la penso io, per il campionato che dovevo fare io, cercare allenatori che hanno fame, che sono affamati, e sicuramente ti danno un valore aggiunto. esatto. Quello che auguro a Manuel Pascali, perché Manuel Pascali che è lì in studio Manuel Pascali lo stimo, ma non lo posso vedere. Manuel Pascali lo voglio vedere sui campi da calcio e mi auguro presto che lui possa avere la possibilità, ma questa è una cosa che lui ben sa che io dico in giro, perché qui è bello e tutto quanto, però è bello per il mio amico Capobianco stare lì dietro, bello andare in giro con la cravatta, giacca e tutto. Manuel deve stare in mezzo ai campi perché c'ha quell'adrenalina che hanno bisogno i giocatori oggi. Manu, come rispondi? La stagione del fanfulla la stai seguendo, poi i complimenti fanno sempre piacere. Grazie Invece, Dire, perché ti ringrazio. No, invece volevo dire che il direttore Protti, che ormai ci conosciamo da anni, lui va bene con me per fare le serate Milano by Night con Protti, Le serate su cui approfondiremo sicuramente. Bisogna che fai i punti a Ravenna, smetti di scherzare con me. Tiriamo un attimo le fila. Meno male che non ha detto a me le serate, se no mia moglie non mi faceva tornare a casa stasera. Infatti io sono chiuso qua in camera da solo, porto sapevo che avevo a tirare una bomba lì. Allora Manu, come l'hai vista questa stagione del fanfulla fino a qui? La classifica, nonostante la grafica che abbiamo fatto vedere, sorride ancora perché siete fuori dalla zona play-out in questo momento, se l'obiettivo era la salvezza.
diciamo che finora sta andando tutto secondo i piani nonostante una flessione. Manu. Sì, diciamo che l'inizio, il direttore lo sa benissimo, è una squadra che comunque è costruita, l'ha detto, molto molto giovane, valida, rognosa, me li ho guardati molto, è una squadra che è iniziato forte e magari qualcuno ha pensato che gli obiettivi potessero essere ben altri, però il direttore ha detto bene, è una squadra che deve pensare a salvarsi perché sarebbe veramente un risultato straordinario con i mezzi e la rosa che ha a disposizione il mister Albertini. E io spero, perché comunque spero che tutte e tre le squadre dell'Interland, San Giuliano, Fanfulla e Sant'Angelo, riescano a salvarsi. E sono partite tutte con obiettivi diversi, però il Fanfulla io l'ho visto, ho visto anche la partita con Lentigione fuori casa, ha vinto 1-0, ed è una squadra che fuori casa, lo diceva il direttore, è pericolosissima perché ha ottenuto dei risultati straordinari, quindi fossi il Ravenna qualche pensierino, qualche incertezza potrei averla, perché il Fanfulla fuori casa si chiude bene, ha giocatori esperti, i 2 o 3 ruoli cruciali. Adesso non so se Libertà si recupererà, però è un giocatore veramente fondamentale, è uno dei pochi portieri in categoria vecchi, perché tanti scelgono il giovane, che però è in grado di cambiare per carisma veramente l'umore di una squadra intera e anche di quella degli avversari, perché è uno tosto. Quindi spero ovviamente che il Fanfulla riesca a ottenere la salvezza quanto prima. Comunque vi do un dato, Vito può fare tutti gli scongiuri che vuole, ma il Fanfulla quest'anno in trasferta non ha mai perso, Ma io infatti volevo chiedere come ce la spieghi dire questa differenza di rendimento tra casa e trasferta, che di solito si giustifica quando è in casa, i tifosi e il resto, ma poi in trasferta invece come si... Beh, allora c'è da dire una cosa, c'è un allenatore che comunque è un allenatore che il nostro gli piace comunque giocare la palla, gli piace il giro palla, e chiaramente noi giochiamo in un campo dove è visibile che comunque è un campo non ci aiuta sicuramente. Poi fuori casa magari è anche vero che comunque andiamo ad affrontare, tipo domenica andiamo a Ravenna, sappiamo che se perdiamo a Ravenna, come se avessimo perso a Corticella, cioè non succede nulla perché ti fa arrabbiare, però dici ci sta la sconfitta. Sì. Poi magari giochi in casa a partire. Io sono più preoccupato di quando affronterò in casa il Borgo San Donnino, Mezzolara, Progresso, Certaldo, Pistoiese, tutte squadre che affronterò in casa. Sono più preoccupato per quello. Quando invece dovrò andare a Ravenna o dovrò andare dal mio amico Protti a Forlì, sono più tranquillo, che loro sono più forti. Se vinco abbiamo fatto qualcosa di strepitoso, se perdo abbiamo perso. Purtroppo è così. Anche la mente libera è importante, no? E sicuramente noi andremo a Ravenna, lo rispettiamo e tutto, ma andremo a Ravenna per giocare la partita. Però mi dovete credere, la chiave, il trucco di questo Fanfulla è il mister. Il mister davvero non aveva esperienza in categoria e si sta rilevando comunque un allenatore comunque importante con delle qualità importanti. Vito, ma bisogna dare la chiave è anche il direttore, perché tu poi parli degli altri, però a me piace dare a Cesare quel che è di Cesare. Quando ti chiedono se il Fanfulla ci si aspettasse di più dal Fanfulla, io credo che, aspetta la fine della frase, molte colpe siano tue, nel senso che tu da bravo direttore quale sei riesci a fare miracoli con poco materiale a disposizione e inevitabilmente dai sempre la sensazione che le tue squadre possano fare tantissimo di più. Dobbiamo essere onesti però con il riconoscere che molto spesso nelle squadre che tu hai fatto l'asticella l'hai alzata tu per il valore che aggiungi. Vito? Sì, allora ti dico anche questo, cioè, noi è dall'inizio dell'anno che viaggiamo sempre tra il primo e il secondo posto come classifica giovani. Lo scorso anno abbiamo vinto la classifica giovani. Sicuramente questo è un dettaglio importante, però ti dico la verità, è giusto che comunque ormai, confrontandomi sempre di più con direttori sportivi più preparati di me, professionisti e tutto, è proprio vero quando dicono che se le squadre vanno bene, fanno bene, il merito è il mister dei giocatori, se vanno male la colpa è del direttore. Però solitamente dicono così, però ti dico la verità, voglio far dare il merito veramente a questi ragazzi e tutto, poi sai, a me piace comunque
dare la possibilità a qualche giovane, scommetti su qualche giovane. Sto trattando con una società professionistica un giocatore 2006 che ho provato quest'estate per la Juniores, l'ho portato, l'ho inserito in prima squadra e questo giocatore qua è già andato a provare in 2 società professionistiche di Serie A, molto probabilmente concluderemo qualcosa. Questa è la mia soddisfazione, no? Cioè, nel senso, e faccio l'esempio, quando ero arrivato anche la prima volta al Fanfulla 5 anni fa, era arrivato un giocatore, la sua prima esperienza con i grandi, che era Nicolas Galazzi, è arrivato a giocare in Napoli e Venezia in Serie A. Cioè, a me piace comunque anche andare a lavorare sui giovani, come dici te, giustamente mi ritrovo sempre dei budget molto limitati. Però va bene, adesso stringiamo i denti, dobbiamo stare uniti, compatti, fare gruppo. Poi quest'anno ho fatto più degli altri anni, sto facendo una cosa che magari può diventare anche antipatica, sto cercando di attirare attenzione più io, lasciatemi il termine, non voglio dire il Murigno, però sai, fare un pochettino di cinema io per lasciare tranquillo i giocatori, il mister, la squadra, cioè faccio magari un pochettino più l'accentratore io proprio per lasciare la squadra e lo staff tranquillo. Preferisco che dicono Vito è un pirla, ma che mi lasciano da parte i giocatori tranquilli. Per questo quest'anno magari manifesto più di altre volte. È una scelta voluta anche questa qua, un modo per lasciare tranquilla la squadra. Tanto quello anche che importa alla fine è il risultato. Anche perché è molto giovane. E passiamo invece dal direttore Cristiano Protti, perché voi in questo momento avete un'ottima posizione in classifica e avete perso addirittura le prime 2 giornate, invece siete partiti male, al contrario del Fanfulla, perché avete perso con Progresso e San Maurese. Riguardandoci un attimo indietro, pesano un po' quelle 2 sconfitte o va bene così? Vabbè, certo, che oggi se andiamo a guardare la classifica è chiaro che quei punti persi all'inizio sicuramente pesano, però credo che faccia parte di un percorso che abbiamo iniziato assieme i primi di giugno con la proprietà e tu sai benissimo che poi quando vai a cambiare tanto, diciamo il 99,9% degli attori, è chiaro che all'inizio puoi avere delle difficoltà. Noi le abbiamo avute, le abbiamo pagate, perché le abbiamo pagate care, che oggi magari con 3-4 punti in più potevamo essere più vicini alla vetta e tra parentesi con più possibilità di fare il salto di categoria. Però va bene così, insomma, siamo pienamente nel nostro progetto tecnico, nel nostro progetto che abbiamo fatto con la proprietà e andiamo avanti e vediamo di far diventare il più dura possibile la vittoria del campionato a Ravenna. E diceva Giovanni, posso fare una appunto... domanda? Scusami. Sì, certo. sì, prego, no, volevo introdurre perché... quello che dicevamo un po' prima, perché il progetto sembrava triennale. Sì, perché io ricordo quando il direttore è stato presentato, direttore che io stimo da tanto tempo, non ho mai avuto la possibilità di conoscerlo, ma calcisticamente lo conosco benissimo. Quando è stato presentato a Forlì, si parlava di un progetto triennale, no? Effettivamente oggi siamo molto più avanti in questo momento rispetto ad una progettualità triennale. L'obiettivo di inizio campionato qual era per questo Forlì al primo anno del trittico prospettato all'inizio di stagione? Allora, il progetto era cercare di fare un buon campionato. Se si riusciva a fare meglio dello scorso anno, che sono arrivati sesti, mi sembra, non sono andati ai playoff, con un budget superiore. Quest'anno c'è stato un budget inferiore cercando di fare un miracolo e incominciare a costruire come primo anno. Se arrivavano i playoff era un successo. Oggi siamo pienamente in una posizione di classifica nella quale è un miracolo questo qui, è un miracolo veramente. E in più siamo a 5 punti dalla capolista, non ci nascondiamo, perché i miracoli a volte possono anche avvenire. E siete anche la squadra del miglior momento di forma. Sì, completo io perché si è fermato Giovanni, miglior momento di forma, e leggo perché abbiamo preparato le statistiche, adesso Giovanni lo recuperiamo chiaramente, 8 risultati utili consecutivi,
I punti arrivano, i gol fatti nelle ultime quattro partite sono solamente un gol subito nelle ultime 4 partite. Insomma, per racchiudere questo momento, bravi ve lo si può dire o vi offendete? Insomma? No, ma sicuramente fino a 8 partite fa, prima di giocare il derby mi sembra con Ravenna, vedevamo 2 sconfitte consecutive in casa. Avevamo giocato col Corticella e avevamo perso l'20 Ci siamo guardati un po' negli occhi dentro lo spogliatoio, come di solito bisognerebbe fare, nei momenti Di difficoltà. meno felici. Mm. Ci siamo guardati negli occhi, abbiamo fatto 2 chiacchiere schiette, poi come sono sempre io davanti ai miei ragazzi, e da di lì siamo riusciti a partire più sereni, più tranquilli, più determinati, non lo so. Sono venuti 8 risultati positivi, abbiamo fatto 2 pareggi, 6 vittorie, nelle ultime 8 giocando contro Carpi, San Marino, Ravenna e niente, siamo contenti, dobbiamo continuare così, almeno fino alla sosta del 10. Abbiamo ancora 2 partite, abbiamo 6 giocatori infortunati, 2 ci rientrano dalla squalifica per fortuna domenica per una giornata, e poi ci giocheremo la finale. Giovanni, 2 mesi e mezzo saranno determinanti, da metà febbraio arrivare al 5 maggio. certo. Giovanni, io ho provato a indovinarla la tua domanda. Era sul momento. Io ho provato a indovinarla la tua domanda, Giovanni, perché ti si è disconnesso l'altro. Sì, stavo dicendo che sono la squadra più in forma del campionato, esatto. Sicuramente in un mix meraviglioso di giovani e vecchi, ma vecchi esperti, di quelli importanti. E poi da loro hanno una caratteristica importantissima, no? Che è quella della leggerezza di non dover vincere. Cioè questi entrano in campo, si divertono, giocano, le cose stanno iniziando a funzionare in una maniera preoccupante per gli altri, di soddisfazione per il direttore. Quindi io l'anno scorso ho avuto modo di seguire molto il Sorrento, parlai col direttore d'estate che mi parlava di anche egli mi parlava di un progetto triennale in cui in 3-4 anni volevano provare a fare la scalata verso la Serie C, e poi si sono ritrovati al primo anno. Sai, quando si lavora bene, i miracoli accadono, però poi non sono così tanto miracoli, sono frutto di un lavoro certosino che poi può pagare anche nell'immediato. Allora andiamo a vedere. Prego, finiamo e poi andiamo a vedere la Ti classifica. ringrazio per il lavoro, per i complimenti sicuramente. E niente. Guardiamo come si sono materializzati questi 4 anni. Ci è arrivata subito. Noi è chiaro che non ci nascondiamo più, io non sono il tipo che si nasconde, Vito mi conosce da una vita e lo sa. Oggi possiamo provare a vincere anche noi. E allora adesso, scusate perché c'è un po' di ritardo nella connessione, possiamo andare a guardare finalmente questa classifica. Classifica che appunto dice che il Forlì è a solamente 5 punti di distanza dal Ravenna capolista. Come dicevamo invece il Fanfulla fuori dalla zona play-out ancora, nonostante un momento un po' difficile. Manuel, tu questo girone lo conosci bene, cosa c'è da leggere tra le righe di questa classifica a parte le squadre che abbiamo già menzionato? Beh, che comunque è corta, perché il Ravenna sta facendo cose straordinarie con una difesa pazzesca, perché credo abbia subito solo 7 gol, però il Forlì ha 5 punti, il San Marino ha 4 punti, il Lentigione che è una squadra con giocatori di esperienza, di categoria e anche di categoria anche in Lega Pro, è lì Corticella che è una certezza ormai da anni, dopo l'anno scorso e dopo quest'anno, una squadra che gioca molto molto bene, sono lì, quindi basta un attimo, basta un passo falso del Ravenna una giornata e si riapre tutto. E dietro, fino credo almeno alla Pistoiese, forse gli altri sono tranquilli, ma dalla Pistoiese in giù ce la si gioca tutti. Bisogna poi vedere un attimo come finisce, perché c'è la Forbice di 8 punti se non sbaglio, e ad oggi quel terzetto lì deve iniziare a pedalare. Il Borgo Sandrino ha fatto una grande vittoria fondamentale domenica, ieri,
e ha accorciato un po', se no sarebbe stata dura. Bisogna vedere, certo che fa effetto vedere lì il Prato, fa effetto vedere lì, e non lo nascondo, anche il San Giuliano per le ambizioni. Bisogna capire la Pistoiese che cosa succede, perché sappiamo tutti le vicissitudini degli Orange. Quindi è un campionato che secondo me sarà vincente fino alla fine, io lo vedo così. Faccio una domanda prima di salutare i nostri ospiti. Abbiamo detto abbiamo un palinsesto una scaletta un po' ristretta oggi. Avendo visto la classifica, prima Cristiano, poi Vito, firmereste per averla uguale a fine campionato? Cristiano? No, No, non si firma. Vito? No. No, Nessuno dei due firma, nonostante... Grande dire, Vito, bravo. Vito. Nonostante appunto rispecchi un po' gli obiettivi di entrambi, nessuno dei due firma, nessuno dei due si accontenta. Direi che con questa risposta secca, anche un po' scenica, possiamo salutarvi. Grazie a Cristiano Protti per essere stato con noi. Una buona serata e auguri grazie per a la voi, stagione, chiaramente. buona serata. Buona serata. buona serata a tutti, grazie. Auguri. In bocca al lupo, ragazzi. In bocca al lupo anche a Vito Cera, un ringraziamento per essere stato con noi. Buona Ciao, serata a Vito. entrambi. Buona serata a tutti, grazie. In bocca al Ciao, lupo. ciao Vito. a tutti. Ciao. Ciao. Noi tre invece accogliamo il nostro... Sì, non è ancora arrivato. sta Ah, non è arrivando, ancora sta arrivando. arrivato. Sì, sì, sì. Sì, che però Fede, comunque posso? Prego. Cioè, allora, io capisco benissimo il direttore Protti, che anche io non firmerei mai per un terzo posto perché me la gioco. Però il direttore Vito che dice non firmo perché ad oggi sarebbe salvo. Infatti, infatti è per quello che gli ho fatto la domanda. Perché Magari vuole giocarsi i play-out, che ne sai? Ah, mi piace Ma no, l'adrenalina. ma Vito Mi è piace un la abile sfida. golfone, nonché un grandissimo stratega. Vito in questo momento sa che lo guardano, che lo sta guardando magari mezza squadra, e tiene sempre alta l'asticella. Questa è una perfetta strategia in stile Vito Cera per non far abbassare la guardia ai suoi. È chiaro che firmerebbe per una salvezza, visto che è l'obiettivo unico, credo, in questo momento raggiungibile, no? Mi sembra che siano abbastanza distanti dai playoff e che comunque la squadra sia stata costruita per, come dire, salvarsi agevolmente. Non credo che avessero obiettivi diversi. Parlare in questo modo credo che rappresenti molto quella che è l'intelligenza del direttore, che non lascia nulla al caso e che prova anche in questo caso a portare acqua al proprio mulino, tenendo sempre alta l'asticella dell'attenzione. Sì, che poi deve essere... Noi ci siamo passati l'anno scorso, quando parti come sono partiti loro, come eravamo partiti noi, con l'obiettivo chiaro di salvarsi, però poi magari dopo 10 giornate ti trovi là in alto e dici, ma chissà quest'anno se... Poi inizia magari a perdere punti, torni nella tua dimensione, lì è complicato comunque cambiare in corsa, perché diventa fondamentale fare anche il punticino quando ti sembra che possano essere due persi, perché ad oggi il Fanfulla deve tornare a fare punti. Adesso è una squadra Ravenna che è prima, però ha un modo di giocare il Fanfulla, soprattutto abbiamo detto fuori casa, che dà noia perché si chiude, è molto brava quando si chiude, è molto brava a portarsi gli episodi dalla propria parte, perché si ha Cucuzza, Libertazzi, giocatori che comunque molto esperti, sanno portare gli episodi dalla propria parte, e l'hanno fatto soprattutto in trasferta. Poi il direttore ha parlato del campo, io ci ho giocato 2 anni, lui magari non si può esporre tanto, però insomma si è esposto comunque, ha detto... Sì, ma ragazzi, il campo della Dossenina è un peccato assurdo, perché è uno di quegli stadi che crea atmosfera, cioè quando ci vai è molto molto bello giocarci, perché hai gente attaccata, calorosa, storia, la respiri, però il campo è veramente imbarazzante, cioè si fa una fatica. Manuel, cambiando discorso, prima, perché immagino che i tempi siano stretti, ma questa difesa del Ravenna, cioè, io penso che abbiano la miglior difesa al mondo, credo, non lo so, cioè 7 gol in 20 partite. Pazzesco. 7 gol in 20 partite. No, ma infatti quando io non ho avuto il modo di giocarci contro, però quando ho parlato con i ragazzi, con Bruzzo, Coglia, così, mi hanno detto che
L'idea cioè, la Ravenna li vedevi proprio solido, non che avesse una squadra che dice una ammazza campionato come ce l'avevamo noi 2 anni fa, però ho detto ti danno l'idea di fare le cose bene, che sia difficilissimo fargli gol e che poi agli episodi riescono a punirti, a farti. Però veramente 7 gol su 20, cioè parti già con una serenità nel dire ragazzi, un po' come la Juve, dai, ultimamente, perché comunque è talmente solida dietro che dici io prima o poi il gol glielo faccio, non lo prendo, è un grande, grande vantaggio, ma credito veramente al mister, alla società. Tra l'altro due quarti della linea difensiva sono 2 miei ex giocatori della Canatese, Agnelli ed Esposito, quindi tutti i giocatori che mi hanno dato soddisfazioni dopo rispetto... Sì, che poi è paradossale come Umberto Agne non giocasse quando era giovane, perché comunque da 2000 faceva fatica, ma io mi ricordo quando era venuto a Lodi, quando c'ero io, si vedeva che avesse cioè veramente un motore importante, perché fisicamente è un animale. Probabilmente giocando poi a 3 dietro riesce a esprimere il proprio potenziale al meglio. Dici che era quello il problema, che giocava a 4 e non a 3? Era un giocatore che potevi mettere terzino, ma magari non era il terzino che ti faceva 6-7 assist a stagione. Non era il centrale ideale perché non ha magari le caratteristiche fisiche per un centrale stereotipizzato, perché non è sopra, non arriva all'1,85. Però se giochi in una maniera diversa è un centrale che ti garantisce forza fisica, passo, tecnica. Adesso a 3 ha trovato la sua dimensione. Ottimo, abbiamo anche recuperato il presidente Cassese, prendiamo questi ultimi 10 minuti, qualcosina in più magari, per parlare di Rizzone e per celebrare non solo il ritorno alla vittoria dello United Rizzone, ma anche il compleanno del presidente. Allora auguri. Grazie. Auguri, Buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Il regalo ce lo farei perché finalmente sorride, finalmente possiamo parlare di una vittoria dello United Rizzone. Te lo dissi, ora ti ricordi, no? È vero. Adesso la scusa del campo è perfetta, no? Capito? Perché diceva, se lo stadio ce l'avessimo avuto da inizio stagione... No, sto scherzando. Però sai, comunque crea qualcosa in più. Cioè, ho visto i ragazzi ieri comunque hanno giocato una marcia in più. Cioè, la vedi quando giochi per, non lo so, come se ti sentissi un po' più sicuro tra le mura amiche, no? Non so come spiegarmi. Come se fosse un tuo campo e dici il mio campo e non deve essere violato. Un po' così. Certo, fa tutta la differenza. Anche del perché mondo, poi siamo andati per l'ennesima volta, un'altra volta sotto, e quindi poi su un calcio di rigore che dopo svariati attacchi nostri, Questo quindi poteva esserci anche un calo di attenzione, sai, di situazione, e dire, sai, perdiamo un'altra volta. Invece i ragazzi sono stati veramente degli eroi. Bene, ieri veramente bene. Ma l'avevamo detto, Pres, l'avevamo detto anche la scorsa volta che eravate andati sotto con la Roma City, eravate riusciti a ribaltarla. Sì, è vero, che Manuel, il carattere c'era, veramente. Poi quello che diceva riguardo allo stadio, cioè, è verità, e solo chi vive certe cose può condividere questo pensiero, perché può sembrare un alibi, ma non lo è, il portare gente allo stadio, no, ma ieri propria. per esempio voi che stava un po' l'emozione dello stadio, voi che avevamo visto i biglietti gratis per i genitori che accompagnavano i bambini del settore giovanile, stavano un sacco di racchettapalle, ci stavano 150 tifosi da Fano, il bar pieno. Infatti volevo chiedere come ha reagito il pubblico, la città. No, la città al bene, ritorno. perché abbiamo fatto quasi 350 paganti, cosa che non abbiamo mai fatto forse fino ad ora. Diciamo che gli avete portato uno spettacolo giusto. Pensa pure che comunque siamo in una posizione di classifica non ideale per dire, sai, andiamo a spingere in una città dove non si vive di calcio. Quindi bene. Ottimo. Però i bambini allo stadio portano sempre bene. No, ma poi portano bene, poi sai anche il fatto comunque di racchettapalle. Sì, crea un'appartenenza che al giorno d'oggi è una cosa in più. Prossimi turni, Sora e Prossimo Fossombrone. Sora e Fossombrone.
Come ce le dobbiamo aspettare queste partite? Secondo te avete stappato un po'? Ma sai cos'è? Lo dicevo anche al mister, fino a prima di questa partita prendevi sempre la tachipirina, ci abbassava la febbre e poi risaliva. Questa volta hai preso un antibiotico, la prima compressa di antibiotico, che ti porta a una guarigione che sarà futuristica, perché comunque poi settimana si alleneranno meglio i ragazzi, con più convinzione dei propri mezzi e anche in quello che fanno come lavoro, no? Sia parte tattica che tecnica. E poi vai comunque a giocare a Sora, non vai a giocare a Sora un'altra volta con il coltello che ce l'hai puntato sulla gola, che basta un secondo e ti tagliano la gola. Ora siete Vai a pari giocare a in Sora classifica. con più convinzione, no? Mhm. Adesso situazione infortuni? Infortuni abbiamo recuperato tutti. Manca Napolitano 2005 che dovrebbe essere recuperato, Siku dovrebbe essere della squadra, Lisai un 15 giorni e recupera, Sumaru ha preso una botta, quindi ci sono quasi tutti. Quindi periodo ideale. Ma tu l'hai visto, Giova, tu l'hai visto i gol di Matteucci domenica? L'hai visto il calcio d'angolo di No, non l'ho Capone? visto, non ho avuto modo. Se ti girano l'immagine e vedi il gol di Matteucci Abbiamo 2004, girato gli highlights, adesso a vediamo parte che ha se... fatto una partita spettacolare lui, cioè, giocatore Me lo forte. stai segnalando? È da prendere? No, ma te lo sì, assolutamente sì, giocatore forte, veramente forte. Giocatore che ti dico che per le qualità tecniche e tattiche, per come sta in campo, è un giocatore che potrebbe fare la Serie B da qua a 2 anni. Te lo metto per iscritto. Deve cacciare solo caratterialmente quella dose in più di sicurezza e di certezza, perché vive troppo con le paure e le ansie. Però è un giocatore molto forte. Sì, che poi il Età? 2004 l'anno prossimo mi sa che passa, no? Cioè va fuori No, quota. un No, 2004, rimane? un 2005, un 2006. 2005-2006. Ok, 3 ne tolgono uno, tolgono il 2003. E avere già un giocatore del genere con un po' di esperienza, di qualità, se te lo ritrovi in rosa di nuovo, già Questo è il risolvi un gol, gran Giovanni. problema. Eccolo. Presente anche sulle palle inattive, Matteucci. Sì. Poi ci sono stati 2 gol belli di Falù. Secondo è bello. Sì, il secondo è molto bello, sì. Il secondo è bello, anche il passaggio di Tonelli è molto bello. Sì, poi tiro deviato, quindi anche un po' di... Sì, guarda Matteucci qua che fa, guarda Gio. Preso, Gio, preso. Preso. Uno che poi fa quelle robe lì e poi fa anche gol di testa, non è... Il problema è che adesso parlandone l'abbiamo messo in vetrina per tutti, non soltanto per Capobianco. Teniamolo bello. Inizia a scrivere il messaggio adesso, Giovanni, inizia a scrivere il messaggio adesso, così finisce la trasmissione. Io sto qua che faccio trasmissione, ma già lo stanno chiamando. Adesso lo pungoliamo un po', adesso deve dimostrare di essere forte questa che arriva, perché farla dopo una prestazione bella... No, ma io lo dicevo Manuel, perché Giovanni mi ha fatto la domanda degli infortunati. Lui l'abbiamo avuto ottobre e novembre fuori sempre. C'è un 2004 così importante, è tosta, certo. È tosta, ragazzi, tosta. Sì, vista anche l'incidenza poi degli under in questo campionato, quando ti viene meno un giocatore del genere, chiaramente diventa inevitabilmente. Assolutamente. Sì, perché poi con i giovani bravi ci costruisci la squadra attorno, cioè c'è poco da fare. Ma poi pure per il tecnico, comunque avere più variabili di giovani in mezzo al campo fa differenza. A questo proposito, tu Press sei d'accordo su come sono distribuiti, come sulla regola giovani della Serie D? Cioè, perché sentivamo Criscitiello per esempio un po' di tempo fa sai cos'è? Che io vedevo Udinese e Milan tutti stranieri, primavere tutte straniere, no? Per me si dovrebbe fare una cosa diversa, cioè ovvero fare che la Serie A si metta d'accordo e fare l'obbligo degli under 23 italiani in Serie A. Scusi Press, vi devo salutare ragazzi. Ciao Manuel. Ciao Bocca al lupo a tutti quanti. Ciao, bocca al lupo, Pasqua. Bocca al lupo anche a te. Ciao. Di mettere l'obbligo degli under in Serie A. Okay? Così che la Serie B fattura di più, perché la Serie A deve prendere dalla Serie B. La Serie C fattura di più perché la Serie C li dà la Serie B e la Serie D fattura di più perché la Serie D li dà la Serie C. Lì per me va messo l'obbligo, perché non si può vedere in Serie A Udinese e Milan 22 stranieri in campo, non c'era un italiano, dai. Sì, anche perché poi
quanti sono i giovani dalla D che poi arrivano in Serie A o in Serie B? Sono pochissimi, no? Ma sono pochi, Giovanni, perché non conviene spendere 2 milioni per uno di Serie B che si chiama Scognamiglio. Conviene più spendere uno di 1,3 milioni che si chiama Youngie Biwi. Cioè, Sì. fa più audience, no? Dai. E poi con la riforma e gli svincoli oggi diventa praticamente inutile fare investimenti sul settore giovanile o sui giovani in generale. Assolutamente. Questo tipo di riforma che propone il Presidente, secondo me, è di gran difficile attuazione. No, sarebbe una riforma molto intelligente, perché tu sostanzialmente hai effettuato la vecchia riforma, la riforma nella quale ci troviamo, per fare in modo che dal basso si arrivi verso l'alto, ma se tu la riforma la imponi già in alto, incidi in maniera determinante. No, ma anche perché Io parlavo più di fattibilità. I soldi vanno sempre in Francia, vanno sempre in Inghilterra, vanno sempre in Belgio, perché loro coi settori giovanili hanno lavorato benissimo. Però esatto, lì non è che hanno dovuto obbligarli a far giocare i giovani, è una questione di centri di formazione. Ma sono anni che lavorano così, ma il problema è che lì in Belgio fare esordire un 2006 in Serie A, mica si fanno il problema come noi. Ora noi quest'anno, negli ultimi 2 anni, che non ci facciamo problemi, le squadre comprano con il Milan, visti i soldi che abbiamo buttato a mare, comprano il 2002-2003. Ma oggi se vai in Premier League un 2006 per loro è normale farlo giocare, cioè. Per noi sei un 2006, wow, 2006 sta giocando in Serie A, cioè. Sì, diventa un clamore enorme se lo facciamo esordire noi. È così, non siamo abituati culturalmente. Beh, però c'è anche da vedere la differenza tra un 2006 che cresce in Italia e un 2006 che cresce fuori dall'Italia. Magari a livello muscolare pronto, no? Sicuramente è diverso. Ma sì, ma anche perché un club di terza categoria inglese ha piscine, palestre e centro sportivo. Noi la palestra forse ce l'hanno 20 club di Serie C su 60. Questa è la verità. Sì, ci sono tante differenze, anche i centri di formazione che ci sono all'estero in Italia non ci sono. E come sempre arriviamo un po' dopo noi, però come dicevamo adesso c'è un aspetto che secondo me non va sottovalutato, che poi ha portato la Francia a vincere i mondiali, gli europei, l'Inghilterra ad essere sempre competitiva, che è quello un po' del colonialismo, cioè questi sono tutti paesi che si sono aperti all'immigrazione con 20-30 anni di anticipo rispetto all'Italia e hanno potuto attingere da un materiale umano diverso rispetto a quello al quale oggi noi stiamo cominciando ad attingere. Insomma, i vari calciatori di colore in nazionale, e dico di colore soltanto perché c'è una corrispondenza che è quasi scientifica nel fatto che i calciatori di colore sono tendenzialmente più pronti fisicamente, hanno una fisicità diversa. Gli italiani probabilmente sono calciatori più tecnici, più da, come dire, più belli, ma meno attinenti rispetto a un calcio moderno che va a 3.000. Parliamoci chiaramente. Nei paesi che abbiamo menzionato c'è un percorso e un processo che parte con almeno 20-30 anni di anticipo rispetto all'Italia. È vero. Sì, di integrazione sicuramente. E direi che dopo questa riflessione anche un po' fuori dai campi della Serie D noi possiamo salutarci. Abbiamo appunto una scaletta un po' ridotta oggi, ma direi che i temi sia sul girone D sia sul girone F li abbiamo affrontati. Ci fa piacere aver ritrovato un Riccione vincente. Finalmente. Salutiamo che sia la prima di tante altre, però, che non sia la fine del percorso ma solo l'inizio, no? No, per forza, dai. Siamo a gennaio, non possiamo fermarci adesso. Manderemo una delegazione di Bepi a vedere una partita nella quale mi includo anche io prima o poi. Assolutamente, con piacere, Giova, lo sai. Volentieri. Magari quando fa un po' più caldo così Riccione sfruttiamo. È bella. No, anche il post partita dici. Esatto, facciamo un po' di post partita più che altro. Grazie allora a Pasquale Cassese per essere stato con buona noi. Serata. Presto, auguri ancora. Grazie Gianni, un abbraccio forte. Tanti saluti e buona serata a tutti. Ciao Press. Ciao ragazzi. Giovanni, chiudiamo insieme. Allora, ringraziamo tutti per essere stati con noi, per averci seguito. Appuntamento a lunedì prossimo, ore 20. Torniamo alle ore 20, Giovanni, e torniamo anche a parlare del girone B, probabilmente, che ha avuto il turno infrasettimanale, ha avuto quest'ultimo turno in cui ci sono state
anche alcune sorprese. Torniamo lunedì prossimo alle ore 20 da Scaletta, come sempre, qui su Bepi TV. Alla prossima, Giovanni. A lunedì, ciao a tutti. A lunedì. Ciao a tutti.